Con il sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. I mercati finanziari sono il regno dei misteri. Uno dei principali è quello a cui accennava John Kenneth Galbraith, il più imperscrutabile, il motivo per cui dovrebbe esserci un acquirente per tutti coloro che cercano di vendere. E questo è uno dei misteri, ma un altro mistero è quello di come si possono conciliare tante diverse visioni del futuro, perché in fondo in borsa quello che si gioca, ecco, borsa viene spesso definita un gioco, quello che si gioca è la visione del futuro. Ebbene, la giornata di oggi è stata una di quelle in cui si sono scontrate tante visioni del futuro, tante profezie. Sul fronte italiano c'è stata l'attesa per tutta la giornata delle decisioni del Monte dei Paschi di Siena per le mosse che dovrebbe fare per contrastare l'offerta che sarà fatta da Banca Intesa San Paolo e quindi vedere che cosa succederà ha un po' tenuto in sospeso i titoli senza sapere bene dove possano andare. Però ecco, l'altro grande mistero è quello che potrà succedere sul fronte del petrolio. Il petrolio è un altro elemento che ha dominato la giornata, l'ha dominata in negativo perché le ultime parole, più che le ultime decisioni del presidente americano Trump, che ha detto che metterà appunto sotto una rigida cortina di ferro l'economia dell'Iran, ecco, hanno fatto schizzare in alto oltre i $90 il prezzo del petrolio e questo da una parte ha fatto crescere le quotazioni delle società legate al petrolio, soprattutto sul mercato italiano, ma dall'altra ha creato preoccupazioni sul futuro, soprattutto sul futuro dell'inflazione, dell'aumento dei prezzi, perché lo sappiamo molto bene, il prezzo del petrolio è un elemento fondamentale che poi trascina in alto, quando il prezzo del petrolio sale, trascina in alto la catena del valore di tutti i beni di consumo e di tutti i servizi. Quindi sotto questa prospettiva ecco che il dato di crescita del prezzo del petrolio è stato colto come un elemento negativo, infatti i mercati americani hanno ripiegato dalle quotazioni del giorno precedente, anche senza una grossa scivolata tra il mezzo punto e il punto percentuale, anche con qualche elemento particolare come il calo degli utili di Walmart, uno dei più grandi compressi di vendita al dettaglio sul fronte americano, crescita che c'è stata a livello di fatturato, ma di ridimensionamento degli utili, soprattutto di quanto si attendevano gli analisti. Quindi complessivamente è un'altra giornata, quella di oggi, in cui sono scontrate diverse visioni del futuro e diverse possibilità appunto che questo futuro abbia un impatto positivo o negativo, perché anche c'è chi entra in borsa in un certo senso puntando al ribasso dei titoli e quindi una prospettiva che si possa avere in futuro, una crescita come c'è stata negli ultimi 4 o 5 mesi dopo il crollo immediatamente dopo le iniziative americane in Iraq, c'è stata una crescita che ha portato tutte le borse ai livelli massimi. Ora è il momento del ripensamento, è il momento appunto di prendere una pausa di riflessione che può avere tanti elementi, una pausa di riflessione che per alcune imprese può essere appunto un consolidamento dei punti raggiunti, per altre può dare il via ad operazioni appunto straordinarie come quelle che stanno avvenendo attorno al sistema bancario italiano. È tutto da dimostrare, peraltro, che queste operazioni straordinarie possano essere positive non solo per il mercato, ma anche per il sistema finanziario nel suo complesso, che forse vede nella ricerca di un gigantismo bancario di sempre maggiori aggregazioni una possibilità di tagliare i costi, ma in un certo senso anche lasciando un po' in secondo piano i servizi per la clientela. Ecco, ma questo è forse un altro discorso. Limitiamoci a guardare per oggi alle borse, ai risultati non certo negativi, ma comunque di un clima di attesa che ha appunto coinvolto un po' tutte le borse internazionali, con Milano che ha fatto un risultato leggermente positivo e le altre borse europee che invece si sono caratterizzate per i segni rossi.
Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il sussidiario.